sentinelle che scrutano ancora senza occhi verso l'azzurro mare sconfinato, alla ricerca di minacciosi vascelli che non torneranno mai più. Eppure, anche se ridotti a cumuli di pietre, le torri costiere sfidano temerarie il battente roboare dei marosi, affrontando ormai la loro ultima e decisiva battaglia, che le vedrà scomparire o resistere, al fine di ricordare lontane storie di uomini. Forse favole e dicerie, che se fossero raccontate da vegliardi marinai in una qualche locanda dei bassifondi di fine Cinquecento, assumerebbero le fattezze di imprese leggendarie. Tuttavia, non era leggenda la minaccia delle bande corsarie che con insistenza si abbattevano sulle coste dell'Italia meridionale, spargendo distruzione e morte. Già dagli inizi del 400 fino alla metà del 500, sia da parte dei feudatari locali che per ordine regale, fu necessario creare una fitta rete difensiva che fosse in grado di avvertire per tempo qualunque minaccia che si avventasse lungo le coste. I cosiddetti fani furono uno strumento utilizzato da queste torri per comunicare in poco tempo l'arrivo di un pericolo. Appena era avvistata una nave nemica, la milizia addetta alla sorveglianza, spesso cittadini volontari reclutati, appiccava il fuoco, avvertendo le vicine contrade del pericolo in arrivo. Le altre torri, costruite in modo da essere collegate con un tale sistema visivo, a loro volta accendevano i propri fani, diffondendo in breve tempo la notizia nell'entroterra. Spesso queste segnalazioni non erano efficaci, in quanto gli addetti alla torre, impauriti per la minaccia in arrivo, fuggivano o nella fretta non riuscivano ad appiccare bene il fuoco, che si spegneva rapidamente.